Voltiamo pagina, ci occupiamo adesso di cultura. Parte domani la nuova campagna di promozione realizzata dall'Agenzia regionale per la lingua friulana. Cui che alza il furlan, alza di più, chi sa il friulano sa di più. È il messaggio che la Testimonial Catine trasmette alle famiglie. La campagna è stata presentata oggi in Regione a Udine. L'Arlef lancia una nuova campagna, Cui che alza il furlan alza di più. Con noi l'assessore regionale alle autonomie locali per Paolo Roberti, perché è importante sostenere la nostra lingua anche in questo momento. È necessario sempre sostenere le lingue, e in particolare in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che è ricca di diversità che fanno la forza del Friuli Venezia Giulia, sia dal punto di vista culturale, linguistico, identitario, e questo è assolutamente importantissimo, ma anche dal punto di vista amministrativo, perché ciò ci permette di conservare una nostra specificità che è unica e che ci garantisce di ottenere tutta una serie di benefici dovuti all'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia. Quindi un doppio binario, e per questo utilizziamo ancora una volta, grazie ad Arlef e all'impegno della struttura di Arlef, un testimonial di eccezione amata dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Con noi il direttore di Arlef, William Cisilino. Qui che alza il furlan alza di più. Perché? Perché sa di più. Diciamo che questo slogan sintetizza due concetti. Il primo, che chi sa il friulano sa anche una cultura, no? Il friulano è un portato culturale, diciamo, millenario, quindi già questo è un vantaggio. Parlarlo significa portare avanti questo patrimonio, questo tesoro che abbiamo ricevuto dai nostri avi. E secondariamente è provato da tantissime ricerche scientifiche che chi sa una lingua in più fin dall'infanzia ha tutta una serie di vantaggi, come per esempio imparare altre lingue, e poi ha vantaggi anche a livello cognitivo. Una delle cose più curiose, è stato scoperto che chi parla una lingua fin dall'infanzia è più facilitato nelle funzioni logico-matematiche, ma non solo, anche nella creatività. Chi va sul sito dell'Arlef trova la spiegazione di tutti questi vantaggi. Parliamo anche della campagna usata Catine come testimonial. Catine è fondamentale perché ci aiuta a trasmettere il messaggio alle famiglie, ai genitori, ma anche ai nonni, appunto con uno spot molto simpatico, sia televisivo che radiofonico, una campagna stampa che proprio si basa sulla diciamo comicità che lei riesce a trasmettere, perché abbiamo ritenuto importante che questo messaggio importante però fosse trasmesso con leggerezza, non con eccessiva pesantezza. Ecco, attualmente come stanno andando le iscrizioni anche per quanto riguarda le scuole ai corsi di lingua friulana? Ma le iscrizioni continuano ad andare molto bene, ormai il trend ventennale si attesta fra il 75 e l'80% delle richieste, e adesso stiamo terminando un'indagine sociolinguistica, perché l'ultima è di circa 10 anni fa, per capire qual è la situazione a livello globale e anche nelle famiglie. Insomma, speriamo che i dati confermino che le politiche che stiamo portando avanti possono influire positivamente sulle dinamiche anche dell'uso linguistico in famiglia. Un'ultima battuta con l'assessore per quanto riguarda il futuro, sempre in merito all'utilizzo della lingua friulana. Il futuro, aspetteremo i dati che ci fornirà Arlef, però penso che il futuro sia roseo, ma non lo dico tanto per dire, nel senso che effettivamente c'è un'attenzione grande, molto grande, dimostrata in questi anni da parte dell'amministrazione regionale. Penso che i frutti si stiano già vedendo nel percepito, a prescindere dai numeri che poi scopriremo, ma già quelli di cui parlava il direttore William Cisilino rispetto alle richieste delle famiglie per l'insegnamento della lingua friulana a scuola fanno ben pensare per il futuro. Noi siamo passati da un periodo in cui alcune generazioni fa parlare il friulano era visto quasi come un minus, cioè il fatto di non parlare correntemente l'italiano ma usare il friulano veniva quasi visto in difetto, a un momento in cui ad oggi, grazie allo sforzo di varie amministrazioni, in primis quella regionale, parlare il friulano diventa un valore aggiunto. Grazie anche all'assessore regionale per Paolo Roberti, grazie al direttore di Arlef William Cisilino, e qui dalla regione è tutto, restituisco la linea allo studio.